Ma c'è stata una grande adesione a questa dimostrazione di sconforto collettivo che hanno i balneari, perché sciopero è un termine secondo me esagerato, cioè come sai Chioggia per fortuna è quello che nel Veneto in Italia ha di fatto il 90% dei concessionari salvi tra virgolette con la questione che hanno fatto le pubblicazioni con la 33. Però è chiaro che c'è stato un segno di solidarietà verso un comparto che non è solo i balneari, ma i concessionari dei mari marittimi che soffrono questa mancata presa di posizione, o scusi, mancati provvedimenti della politica, dal governo più che altro. Meloni, quando era all'opposizione, era contro Draghi ed era via della Bolkestein, adesso che sta governando, forse si è resa conto che non è così facile mantenere certe promesse. Un fatto è fare politica, un fatto poi è anche governare. Ed è vero. Siamo in Europa, siamo in un condominio di 27 condomini, noi siamo uno su 27 e quindi pesiamo quel che pesiamo. Detto questo, l'amministrazione è stata secondo me comunque un successo, perché comunque questa adesione di persone, di cooperatori che ripeto a Chioggia sono tranquilli sotto questo punto di vista, che poi tranquilli non sarai mai perché un problema legato ai canoni piuttosto che ai indennizzi, però voglio dire, hanno i titoli fatti con la Bolkestein e quindi è una solidarietà tra operatori importante. Poi visto che sono stati in qualche maniera, non si fanno più le altre due manifestazioni preventivate perché pare che il governo vada a dare delle risposte nell'ordine poi degli indennizzi, poi questa è la verità. Mi permetto però una battuta, ho letto Repubblica, ho visto l'intervento dell'Anesto che è presidente dei Sindaci della Costa e voglio sommessamente ricordare che quando Chioggia per prima rilasciò le concessioni ventennali nel 2012 e nessuno lo ricorda mai, me lo ricordo io, negli incontri dei Sindaci della Costa Veneta, la dottoressa Anesto insieme con i presidenti di Union Mare disse ai comuni di Chioggia, ah auguri voi con la 33 e tante categorie fecero dei convegni contro la 33. Come ho detto l'altro giorno, questi qua sono saliti sull'autobus di Damasco e sono stati folgorati, hanno scoperto che le condizioni migliori le danno a 33 oggi, ma che riconoscano questo coraggio al comune di Chioggia. Punto. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.